Bene, signore e signori, buonasera e benvenuti a questa prima conferenza di una serie di 3 che questa serie è stata pensata dal professor Muraro, che è qui il nostro collega socio professor Muraro, che ha recepito un'idea che era venuta di dire qualcosa, fare un'analisi insomma del problema del federalismo fiscale come una parte di quella serie di iniziative che abbiamo avuto nel corso di quest'anno nell'occasione del 150° anniversario dell'Unità d'Italia. Perché di fatto di federalismo si parla dai tempi di Cattaneo, insomma, quindi fa parte anche diciamo, di idee che sono girate durante il Risorgimento, salvo che poi, quando ovviamente il regno è stato regno, quindi di federalismo fiscale o di federalismo comunque non si poteva parlare. Dopo la Repubblica, tutti voi sapete che insomma, l'autonomia regionale, seppure prevista dalla Carta Costituzionale, poi ha avuto un'attuazione così saltuaria e legata a specifiche situazioni, cioè la Sicilia, il Trentino Alto Adige, Val d'Aosta. Quindi soltanto di recente si è riproposto questo discorso con anche diverse sfaccettature, diversi tipi di visione. In ogni caso di federalismo fiscale si sta parlando da molto tempo. Ecco. Sembrerebbe quel ritornello che dice dove sia, cioè che cosa sia, tutti lo dicono, ma in realtà che cosa sia nessuno lo sa apparentemente, perché tutti quanti hanno idee diverse di questo federalismo fiscale. Ed è proprio per questo che abbiamo deciso, come Istituto Veneto, di chiamare, con l'aiuto appunto del professor Muraro, 3 relatori che illustrino diversi aspetti di questa importantissima questione. Il primo dei relatori, che adesso verrà presentato dal professor Muraro, appunto è il professor Luca Antonini, ordinario di diritto costituzionale all'Università di Padova ed è presidente della Commissione Tecnica per l'attuazione del federalismo fiscale, quindi è la persona che è più indicata per presentarci cioè introdurre questo argomento. Ecco, lascio al professor Muraro adesso la presentazione. Grazie. Buonasera a tutti, grazie Presidente dell'introduzione, grazie di aver accolto appunto l'idea di affrontare un dibattito pubblico questo tema che ci tocca a tutti, il federalismo. Ci viene promesso un mondo nuovo, si realizzerà questo mondo nuovo, perché ci sono già molti che parlano di morte anticipata del federalismo a causa di questa stretta fiscale che non lascia respiro agli enti locali, quindi ha senso parlare di autonomia se l'unica autonomia è decidere quale servizio chiudere e quale investimento cancellare. In realtà io credo che anche nelle ristrettezze l'autonomia sia un valore e quindi la battaglia per il federalismo abbia ancora pieno senso. È meglio avere la bicicletta per il futuro che non averla, anche se al momento non possiamo fare tanti giri. Ma però questa è un'inquietudine che sarpeggia, è da maggio del 2009 che esiste la legge delega, che quindi si parla, che strada abbiamo fatto, cosa ci riserva il futuro, se appunto il futuro riuscirà a realizzarsi pienamente, cambierà la fiscalità municipale, cambierà la fiscalità regionale, cambieranno i rapporti tra le aree del territorio e tra la periferia e il centro, tutte cose che in parte sono già scritte nella Costituzione attraverso la riforma del titolo V che ha avuto appunto luogo nel 2000-2001. Però a quel disegno costituzionale che ha già introdotto nel nostro ordinamento il federalismo, cioè uno spostamento significativo di competenze anche legislative dal centro alla periferia, oltre che l'equiparazione dei centri periferici allo Stato stesso quali componenti della Repubblica, ecco, a tutto questo mancava il suggello finale
che è poi quello che determina concretamente l'avverarsi di questo nuovo sistema organizzativo della Repubblica Italiana. Mancava il federalismo fiscale, c'est l'argent qui fait la musique, si usa dire in economia, fino a che non abbiamo chiarito il tema delle risorse, come vengono raccolte, come vengono distribuite, come vengono spese, anche i grandi disegni di riforma istituzionale restano nel vago. Ecco, questo era il tassello finale che mancava alla costruzione federalista della Repubblica ed è quello che appunto dovrebbe trovare attuazione con questa serie di decreti delegati che, nati dalla legge delega del 2009, dovrebbero mettere i punti fermi e rendere operativa questa visione strategica di un assetto federalista della finanza pubblica. Non sto a spiegare il perché o il per come il nostro Paese, che in un certo senso è nato centralista, perché nei primi 2 decenni siamo vissuti senza regioni e non mi consta che nessuno sia andato a bruciarsi in piazza per accelerare l'avvento delle regioni, no? Ma a un certo punto, e credo nella mia interpretazione, che è comunque l'interpretazione più diffusa, che di fronte al riconoscimento di un fallimento dell'azione centralistica nel superare il dualismo nord-sud, no? Che era il grande problema dell'Italia e quello che giustificava il potere centrale. Ecco, dopo alcuni decenni ci si è accorti che il problema, anziché risolversi, si era aggravato e questo ha appunto indotto a pensare che la strada per la soluzione dovesse essere diversa, dovesse essere forse la strada già insegnata dai grandi federalisti del secolo scorso, Salvemini, De Viti De Marco, Giustino Fortunato, che pensavano al federalismo come chiave di volta del problema meridionale proprio perché mettevano l'accento sul concetto di autonomia responsabile, forse appunto dando la bicicletta e chiamando a reggersi con le loro gambe si riuscirà ad avere una classe dirigente più adeguata che riesca a sollevare anche il problema, il Sud e risolvere questo problema del dualismo. Ecco, questo per dire l'antefatto, insomma, del perché questo Paese, che tranquillamente si affidava alla gestione romana, a un certo punto invece ha preteso a gran voce prima il decentramento che ha avuto luogo con le leggi Bassanini a fine anni 90 e poi il vero e proprio federalismo. Stiamo dunque per vedere adesso il completamento di questo disegno e come diceva il Presidente Danieli abbiamo la persona più indicata per avviare questa meditazione in 3 tappe sul federalismo, perché avere qui Luca Antonini significa avere qui il protagonista. Ecco, la scena naturalmente è giustamente occupata dai politici, non credo neanche che sia ambizione di un tecnico apparire troppo, vuole essere lasciato in pace a lavorare, ma le cose vengono fatte appunto sui tavolini dei tecnici e quindi essenzialmente sul tavolo di lavoro di Luca Antonini. Quindi la persona adatta per illustrarci quello che è stato fatto, quello che rimane da fare, le probabilità di riuscire a completare anche il percorso che rimane e quello che succederà una volta che il percorso sarà stato completato. Grazie di aver trovato il tempo, ecco, di essere con noi e buon ascolto a tutti. Allora, io credo che il federalismo fiscale sia una delle riforme meno capite della nostra storia repubblicana a questo punto. Giustamente la descrizione che ha fatto Gilberto invece ha posto bene i termini della questione. Probabilmente è stata poco capita anche perché è stata molto strumentalizzata. È una riforma che si aspettava da tempo, è una riforma che interseca appunto sia la questione meridionale che la questione settentrionale. Diciamo che c'è stato un dibattito che si è sviluppato, fatto molto di talk show televisivi, eccetera, dove hanno partecipato spesso parlamentari che i decreti che sono stati scritti non avevano neanche mai visti. E allora è nata un florilegio di luoghi comuni, tipo federalismo farà aumentare i costi, federalismo spaccherà il paese, eccetera, eccetera, no? Avremo finalmente più risorse qui in casa. Cioè, tutta una serie di luoghi comuni che non c'entravano niente, francamente, col percorso che si andava avviando, perché credo che appunto una gran parte dei parlamentari e anche qualche ministro, se io gli chiedessi, lo interrogassi su cos'è veramente la riforma, non saprebbe rispondere. E probabilmente questo ha creato l'equivoco. Allora io cercherò di dire stasera un po' di che cosa si tratta
Cos'è questa riforma? Che si inserisce in un paese, come diceva bene Gilberto, come ha detto il Presidente Danieli, insomma, ha fatto un percorso abbastanza tormentato per arrivare a un regionalismo avanzato come quello che abbiamo nella Costituzione del 2001. Ecco, un percorso tormentato, no? Prima le regioni sono rimaste congelate 20 anni, effettivamente. Poi c'è stata un'interpretazione del regionalismo molto centralista, perché ancora dominava l'idea che diceva Gilberto, cioè l'idea che era il centro che avrebbe garantito la riduzione del divario fra nord e sud. Di fronte al fallimento di questo regionalismo dell'uniformità ha preso corpo un'altra idea, cioè di un regionalismo invece più interpretato in senso federale, con la riforma Bassanini nel 1980, nella legge 59 del 97, quindi 1998, poi la riforma del titolo V nel 2001. Allora, qui potremmo fare tutta una serie di analisi politiche di queste riforme. Poi dopo c'è stato il tentativo della devolution che non passa. Io non sto su quella analisi. Do dei dati però che secondo me sono importanti, che fanno capire come questo passaggio dal sistema, appunto, dall'interpretazione centralista del regionalismo a un'interpretazione invece più verso un modello quasi di tipo federale sia avvenuta in modo assolutamente improprio. Cioè è avvenuta dentro un sistema in cui rimaneva prevalente il meccanismo della finanza derivata. Quindi la logica del finanziamento, anche di questi nuovi forti poteri, sia amministrativi, riforma Bassanini, sia legislativi, riforma del titolo V, è avvenuta con un criterio di finanziamento assolutamente inadeguato. Era il criterio della spesa storica. Cioè la grande dominante del finanziamento del nostro sistema è rimasta la spesa storica. Quindi una limitata autonomia riconosciuta agli enti, autonomia impositiva, e una gran parte del finanziamento tramite trasferimenti diretti o mascherati. Per esempio la compartecipazione IVA che finanzia la sanità non possiamo ritenerla una vera compartecipazione. Pensate che ormai credo che dentro la compartecipazione IVA ha raggiunto circa, e credo che sia al 44,7% oggi. Quindi metà dell'IVA che noi paghiamo su ogni acquisto che facciamo finanzia la sanità delle regioni. Io penso di comprare un bene, di pagare un'imposta statale, l'IVA, in realtà metà di quell'IVA va a finanziare la spesa sanitaria delle regioni. Ma la finanzia in base viene calibrata la partecipazione dopo che viene siglato l'accordo della salute, il patto della salute. Quindi prima si negozia, e questo patto della salute io ho avuto l'occasione di vedere come si svolge. È un giorno di negoziato, praticamente giorno e una notte, negoziato fra gli assessori a bilancio delle regioni e lo Stato, o i presidenti delle regioni e il ministro dell'economia e i vari ministri competenti, un giorno e una notte, una specie di souk arabo, cioè dove vince, a un certo punto tu vedi l'assessore che chiede un conto, prova a vedere se mettiamo questo parametro cosa succede, il dirigente a bilancio dietro che gli fa il conto dice sì, giocalo perché ci conviene, no? E dura così, un giorno e una notte. Poi dopo le regioni si appartano fra di loro e c'è il riparto del fondo fra le regioni e un altro giorno e una notte. Da un'altra parte, in qualche sede romana, avviene la seconda fase del SUC, cioè il riparto fra l'interno delle regioni. Dopo, alla fine di tutto questo processo, si decide qual è l'aliquota di compartecipazione dell'IVA. Quindi è decisa ex post, con decreto, dopo che è stato negoziato l'importo. Capite che questo è un trasferimento che premia di fatto la spesa storica. A livello dei comuni i dati che abbiamo sono impressionanti, cioè una gran parte dei trasferimenti della finanza comunale vive di trasferimenti. Questi trasferimenti, se li vai a vedere, trovi per esempio che Napoli prende circa 1.000 euro pro capite di trasferimento, Treviso prende 200 euro pro capite, Conegliano prende 120 euro. C'è uno studio sul fabbisogno di Treviso, di Conegliano, di Napoli, qualcosa di scientifico che permetta di dire che quella è la cifra che effettivamente serve? No, perché non è mai stato fatto.
Il criterio è il criterio della spesa storica. Quindi tanto più tu avevi speso, tanto più hai preso. Questa è stata la dinamica che ha governato il meccanismo, senza nessun approfondimento scientifico, tecnico di quello che era il fabbisogno. E questo, allora, che era il difetto del nostro sistema, difetto nato negli anni 70 con i decreti Stammati, è stata elevata a potenza dalla riforma Bassanini e poi dalla riforma del titolo V. Perché se è vero che nel frattempo si sono introdotte alcune forme di autonomia, no? Viene introdotta l'ICI, per esempio, introduci l'IRAP, è stata introdotta qualche autonomia tributaria, però la dominante è rimasta sempre, per esempio nel caso delle regioni, l'effetto trasferimento, perché la compartecipazione IVA appunto ammonta, credo, siamo nell'ordine di circa 60 miliardi di euro, mi sembra. No? 115-120. Quindi hai una grossa fetta che è trasferimento. Poi, fino al 2008, se una regione bucava praticamente nel bilancio della sanità, lo Stato ripianava. Quindi nel 2008, quella legislatura, io adesso dico cose sia di sinistra che di destra, critico sia la sinistra che la destra, adesso critico la sinistra. Nel 2008 viene fatto un ripiano di 12 miliardi di euro a 5 regioni in extra deficit sanitario per ripianare i debiti pregressi. Se noi oggi prendiamo i bilanci di quelle regioni, per esempio, tra l'altro, nel caso era stato fatto un buco dal Lazio, la regione Lazio era quella che aveva, mi sembra, 7 miliardi di debiti pregressi, era stato fatto da Storace, quindi era stato fatto dalla destra in quel caso. Se io vado a riprendere oggi quelle regioni, per esempio, pare che il Lazio oggi abbia 11 miliardi di euro di debiti pregressi. Se vado a prendere le altre regioni che sono state interessate da quel ripiano, sono ancora oggi le regioni che hanno i più alti tassi di migrazione sanitaria. Cioè vuol dire che quel ripiano praticamente è stato assorbito dal sistema senza produrre nessun effetto. Erano 12 miliardi di euro. Quell'anno uno poteva ridurre alla metà l'IRAP alle imprese, con quella potevi ridurre l'IRPEF dal 23 al 20% su quello scaglione. È andata a ripianare il buco, ma ha anche creato un costume, questo criterio scellerato proprio, la spesa storica, più spendi più prendi. Per cui amministrazioni che sono state virtuose sono state penalizzate, perché hanno speso poco da quelle che invece spendevano di più. Cioè totalmente contraria a una logica di responsabilità. E ha messo dentro nel sistema proprio un virus, un fattore di deresponsabilizzazione gravissimo, che è partito dagli amministratori e è arrivato agli elettori, perché tu poi hai avuto certi amministratori che hanno fatto disastri nei bilanci dei loro comuni e delle loro regioni, che sono stati rieletti con maggioranze bulgare. In Campania è successo così, nonostante avessero devastato il sistema, ma erano stati bravi perché avevano ottenuto il ripiano statale. E chi invece aveva magari riorganizzato la sanità, chiudendo gli ospedali piccoli, è stato mandato via. Questo è il cortocircuito che si è verificato dentro il sistema. Allora, questo era il problema. L'altro problema enorme che noi ci siamo trovati subito di fronte era la mancanza di dati certi. Cioè, tutto questo sistema che si è sviluppato appunto decentrando potere alle regioni, la riforma del titolo V, io oggi a 10 anni di distanza dalla riforma dico è stato un errore gravissimo, cioè fare in quei termini quella riforma, perché ha decentrato forti poteri di spesa, poteri legislativi, anche in materie dove non poteva essere decentrato il potere legislativo, le grandi reti di trasporto. Grandi reti di trasporto è diventato materia concorrente. È folle che grandi reti di trasporto diventi materia concorrente per cui lo Stato può fare solo il principio e non può fare il dettaglio. Ma pensate per assurdo, l'esempio che faccio sempre ai miei studenti, la misura delle traversine e delle rotaie non è un principio fondamentale, è un dettaglio, eppure ogni regione potrebbe decidere diversamente la misura delle traversine e delle rotaie. Tant'è vero che la legge obiettivo, quando venne fatta, venne subito impugnata dalle regioni. Rimase ferma un anno alla Corte Costituzionale, pensate che danno anche qui, un anno rimane ferma perché è impugnata, una legge che serve per le grandi opere, e poi la Corte Costituzionale deve praticamente riscrivere la Costituzione, perché era così assurda quel decentramento che la Corte Costituzionale si inventa un meccanismo per cui se lo Stato fa un'intesa, allora può invadere anche la competenza regionale.
non aveva altra strada. Allora, decentra queste materie, non prevede quella riforma del titolo quinto un Senato federale. Tu oggi vedi che il sistema è gestito dal sistema delle conferenze, che è un sistema che va bene, di governance, che va bene per un federalismo amministrativo, non per un federalismo legislativo. Se voi prendete l'ordine del giorno di una conferenza unificata, trovate dal parere per nominare il sindaco del revisore dei conti dentro col collegio sindacale dell'ISFOL, uno dei tanti istituti romani, al parere sulla manovra. È folle, c'è un ordine del giorno con 40-50 punti che vanno dalla cosa più banale al parere sulla manovra da miliardi di euro. Tutto in questo sistema delle conferenze. Capite che non è gestibile un federalismo con questo, ci vuole un Senato federale, è evidente. Se tu decentri i poteri legislativi a quel livello, ci vuole un momento di raccordo politico alto a livello del Senato. Invece siamo rimasti con un bicameralismo perfetto che ormai c'è solo in qualche Stato africano. Un bicameralismo perfetto come il nostro non esiste più nei sistemi istituzionali, tranne in qualche appunto reperto di archeologia costituzionale da qualche parte sperduta del mondo. Ma un modello così richiederebbe la gestione di un Senato federale, evidentemente. In più, spesa storica, cioè tutto quel decentramento non è stato attuato subito con il federalismo fiscale. Perché? Perché la destra, quando vince le elezioni, dopo la riforma del titolo quinto, deve fare la sua riforma costituzionale, la devolution. Quindi si perde tutta quella legislatura dietro la devolution che poi viene bocciata dagli elettori con referendum confermativo. E capite che allora intanto il sistema va avanti a spesa storica. In più, la riforma del titolo quinto, questo viene notato poco in genere, ma è una delle cose più devastanti, secondo me, che ha fatto quella riforma, ha introdotto il federalismo contabile, cioè ha dato che la materia armonizzazione dei bilanci è diventata materia concorrente. Quindi ogni regione ha approvato la propria legge di contabilità. Quando io parlo con quelli della ragioneria dicono se una regione non gli tornano i conti, fa una leggina con la finanziaria regionale e cambia un criterio contabile, riesce a far ripianare i conti. Noi avevamo nel 2008 la Calabria che praticamente non aveva la contabilità della sanità, cioè non c'era, ne esiste, completamente inattendibile, se ne è accorti quasi per un caso. Si è scoperto che tutta la contabilità della Calabria era completamente inattendibile, la contabilità della sanità della Calabria. Viene nominato un soggetto attuatore per ricostruire il bilancio della contabilità, i tavoli vengono chiusi sulle dichiarazioni verbali certificate dei direttori delle ASL, cioè dicevano chi erano i fornitori, quanto dovevano e poi firmavano. Capite? Questo è stato l'unico modo in cui si è ricostruito un po' di... Rendete conto, immaginate un'azienda in cui devi ricostruire il bilancio dalle dichiarazioni del caporeparto, cioè questa era l'analogia che si poteva fare. Oppure l'altra cosa spaventosa che ho scoperto l'anno scorso, a gennaio 2011, esce la Gazzetta Ufficiale con i comuni premiati per il rispetto del patto di stabilità. E vedo l'elenco dei comuni, ho avuto dei di Bergamo, 300.000 euro di premio di sovraspesa, no? Patto di stabilità, hai le risorse, molti comuni in genere del nord hanno le risorse ma non possono spenderli perché il patto di stabilità ti impedisce, hai le risorse bloccate per esempio. E vedi che qui arrivano questi premi nel patto di stabilità, Bergamo 300.000 euro, poi trovo Catania con 1 milione di euro di sovraspesa, quindi comune virtuosissimo. Chiamo quelli della ragioneria e dico, ma siete matti? Catania è finito fra i comuni... Ma guarda, la legge prevedeva, fatta nel 2007, prevedeva che si prendesse il bilancio dei 2 anni prima. Quindi noi abbiamo dovuto prendere il bilancio 2008 di Catania. In base al bilancio di Catania 2008, Catania era un comune svizzero. Nel 2009 Catania è stata ripianata con 140 milioni di euro per evitargli il dissesto, perché il sindaco era il medico di Berlusconi, quindi per evitargli c'è stato un ripiano di 140 milioni di euro. È finita premiata nel 2010 per il rispetto del patto di stabilità. Se voi parlate con qualche revisore dei conti dei comuni, io ero l'altro giorno al convegno dei dottori commercialisti, mi dicevano, ma tantissimi comuni stanno in quelle situazioni, i bilanci non sono attendibili. Basta dire, non è che solo nel sud, infatti nel sud hai i casi più eclatanti, ma
Quando Pisapia vince le elezioni a Milano, la prima cosa che dichiara è: c'è un buco di 150 milioni di euro che non si vedeva in bilancio. 150 milioni di euro non è una piccola cifra. Io non riesco a sapere come cittadino se ha ragione la Moratti che nega in tutti i modi l'esistenza del buco o ha ragione Pisapia. Capite? Non ho gli strumenti. Oppure Caldoro, quando vince le elezioni in Campania, io mi ricordo la scena che viene al Ministero del Tesoro e dice: io non riesco a capire qual è il buco della sanità. Cioè non riesco a capire che deficit ho sulla sanità. Aiutatemi. Sono dovuti andare gli ispettori del Tesoro, sono rimasti lì un mese, hanno fatto una relazione, che è una galleria degli orrori, perché tira fuori che i soldi per la sanità servivano per finanziare i concerti di Elton John, eccetera, eccetera. Ti raccontano cose, cioè i direttori delle ASL che si iscrivevano agli elenchi dei fornitori, vedete, per prendere i soldi alla regione, che la campagna spende ogni anno 250 milioni di euro per avvocati, delle contestazioni sui crediti e i debiti della sanità, e capisci la situazione. Quindi Caldoro riesce a sapere qual è il deficit vero chiamando un mese lì gli ispettori del Tesoro. Con tutta la sua struttura regionale non ci riusciva. Questa è la situazione che bisogna essere. Allora tu dici: ma l'elettore quando va a votare in base a che cosa vota? Cioè il principio del federalismo dovrebbe essere trasparenza di bilancio, maggiore controllo, perché io ho avvicinato chi governa a chi è governato e quindi più da vicino puoi controllare. Tocqueville diceva: la democrazia inizia con la pubblicazione del bilancio sulla casa comunale. La democrazia inizia lì, perché tu vedi chi ti ha rappresentato, chi hai eletto, come le risorse che ti ha chiesto, come le ha spese, e lo giudichi. Inizia la responsabilità, inizia la resa del conto. Ma se tu i bilanci, il governatore ci mette 6 mesi, lui con tutta la sua struttura, a capire qual è il buco, su cosa ha votato il cittadino, ma non solo sulla campagna, dico anche a Milano, ma uno su cosa vota, cosa vale durante le elezioni, se non abbiamo neanche, riusciamo a dire qual è, come sono stati utilizzati i soldi, con la trasparenza di bilancio. Allora qui capite, questo è stato il problema. Il primo problema che noi ci siamo trovati di fronte come Copap è dire: ma qui non mancano i criteri omogenei di classificazione delle cifre di bilancio. Abbiamo fatto approvare una codifica provvisoria, temporanea, in base alla quale abbiamo fatto riclassificare tutti i bilanci regionali. Abbiamo incominciato a chiedere ai comuni, che il Ministero dell'Interno chiedesse anche i dati delle partecipate, perché tu non hai il consolidato a livello di un comune. Per esempio, ogni comune decide proprie regole contabili con cui regolare il rapporto con le partecipate e non hai un consolidato. Ma Torino ha 700 partecipate. Capite che il bilancio delle partecipate di Torino messo insieme è più di quello del bilancio di Torino, perché 700 partecipate, e non hai un consolidato. Come fa l'elettore a votare, a decidere? Capite? Cioè mancano proprio le strutture elementari. Infatti uno dei decreti, che è stato molto apprezzato anche dalla Corte dei Conti, no? L'hanno detto nel convegno che abbiamo fatto qui a Venezia 10 giorni fa, è il decreto di armonizzazione dei bilanci. Cioè viene creato tutto un sistema che va a armonizzare i bilanci di 9.700 enti. Introduce la contabilità finanziaria e introduce anche la contabilità economica, che incomincia a accompagnare in via sperimentale quella finanziaria, in modo che diventi tutto molto più trasparente. Introduce il principio del consolidato, cioè non c'è solo il bilancio del comune, ma anche il bilancio delle partecipate, per esempio. E inizia tutta una serie di principi contabili uniformi che devono essere seguiti. Questa è l'operazione federalismo fiscale, che non è un'operazione semplice che puoi fare dall'oggi al domani. Pensate solo a armonizzare i bilanci. Tu in Italia hai comuni piccolissimi, cioè c'hai Milano e c'hai Torino, c'hai Napoli, c'hai Roma, ma poi hai una infinità, il 60% dei comuni italiani è sotto i 5.000 abitanti. Se vai in Piemonte il 90% credo che sia sotto i 3.000 abitanti. Vai a dire a un comune che deve cambiare le regole contabili, deve incominciare a iniziare a utilizzare la contabilità economica. Non è che lo fai dall'oggi al domani, no? Quindi devi fare un procedimento concertato anche con ANCI, eccetera, capire che inizia la sperimentazione e porti avanti questo processo. Vai a superare il criterio della spesa storica. Come fai a superarlo? Dopo che è 40 anni che ha dominato il sistema. Non lo fai dall'oggi al domani, no? Se tu tenti di farlo dall'oggi al domani, crei un disastro. Probabilmente vai dalla padella alla brace, perché creerai un criterio che non riesce a cogliere effettivamente la realtà. Per cui la soluzione
che è stata adottata peraltro su un suggerimento dell'opposizione, è stato Marco Causi che ha detto perché non prendete SOSE, cioè la Società per gli Studi di Settore, e quindi si è andati a prendere, abbiamo affidato l'incarico con una serie di criteri, di parametri che venivano definiti alla Società per gli Studi di Settore, cioè la società che ha fatto gli studi di settore per, adesso non mi ricordo quanti milioni di contribuenti italiani. 4 milioni. 4 milioni di contribuenti italiani. E credo che siano 200 studi di settore, no? 200 segmenti dove i problemi erano analoghi, cioè tu avevi dichiarazioni infedeli, dovevi capire qual era veramente il reddito. Quindi aveva strutturato un sistema che ha dei filtri, il database SOSE ha 15.000 filtri, cioè quindi riesce a selezionare le informazioni e a far emergere il dato sbagliato, tutta la serie di parametri statistici di cui dispone, e poi permette di considerare 25.000 variabili. Capite che le variabili sono decisive se io devo calcolare il fabbisogno standard, perché se un comune tiene aperta l'anagrafe al sabato, permettendo a chi lavora di andare a ritirare i certificati fuori dall'orario di lavoro, quello non è uno spreco, quello è un servizio di qualità. Se il comune però ha il doppio del personale, un comune che non tiene aperte come gli altri, c'ha il doppio del personale, quello è uno spreco. Se un comune sta in una zona montana, probabilmente per i trasporti spende di più di uno che sta in pianura. Gli asili nido, la spesa dell'Emilia Romagna per gli asili nido è più alta di quella della Calabria. Ma perché? Perché c'è più occupazione femminile, per esempio. In Calabria ancora c'è meno occupazione femminile. Se io dessi alla Calabria i soldi che do all'Emilia Romagna, non servirebbero per il problema degli asili. Sicuramente gli asili aiutano l'occupazione femminile, certo, ma se non c'è la cultura, io non vado a dare risorse che non servono, vado a togliere risorse all'Emilia Romagna che funziona e dove servono per darle a un punto dove comunque gli asili rimarrebbero, se li facessi con le stesse dimensioni dell'Emilia Romagna, la metà rimangono vuoti. Quindi devo poter considerare, nel determinare il fabbisogno standard, tutta una serie di variabili. Allora, adesso è iniziato il procedimento, vuol dire che si mandano un questionario ai comuni, per la prima funzione noi adesso abbiamo i primi fabbisogni standard, per esempio polizia locale, e lì vedi tutte le differenze, chi ha la polizia armata, chi non ce l'ha armata, chi praticamente ha fatto la convenzione con i carabinieri perché magari è un comune piccolo, cioè vedi tutta una serie di modelli, oppure vedi situazioni che sono identiche, ma una costa il doppio dell'altra. E inspiegabilmente una costa il doppio dell'altra, no? Perché magari i vigili sono più graduati, sono più generali che comandanti che soldati semplici. Cioè, ci sono tutta una serie di dinamiche che cominciano a emergere. Per esempio, non so se avete visto Report faceva vedere, per esempio a Napoli, dice qui una serie di persone che erano lì assunte dalle varie società che dovrebbero raccogliere i rifiuti, e di loro dicevano noi ci hanno assunto solo per motivi politici, noi non possiamo lavorare perché queste società non hanno la capacità di farci lavorare. Ecco, questo capite, allora fabbisogno standard incide su questa dinamica. Quindi un meccanismo che permetta la standardizzazione. Noi oggi, per esempio sulla prima funzione, tutti i comuni hanno risposto. Di 6.700 comuni hanno risposto alla prima funzione. Sulla seconda siamo a buon punto, riguarda l'amministrazione generale. Sono 400 domande i questionari sull'amministrazione generale, non so se li hai visti, ma interessantissimi, va dal costo del personale alle partecipate. Dico, hai tu 400 elementi su cui puoi lavorare con tutti i criteri che ha questo sistema per arrivare a determinare uno standard. Ogni elemento, volendo, è una variabile, quindi permette di considerare un grandissimo numero di variabili e arrivare a una spesa, posso dire, Napoli servono 600 euro pro capite, per esempio. A questa volta c'è dietro uno studio che, per quanto approssimativo, per quanto perfettibile, sicuramente è meglio del criterio della spesa storica, più spendi più prendi, che l'altro criterio è quello che devi superare, no? Ecco, allora questa mi sembra un'operazione estremamente interessante che viene fatta, che io penso che sarebbe folle qualsiasi maggioranza vinca interrompere, perché questo è il superamento dopo 40 anni del criterio della spesa storica. Cioè interrompere questo vuol dire torno a prima, torno alla spesa storica, ma noi possiamo permetterci l'inefficienza della spesa storica oggi? Possiamo permetterci che un comune presenti un bilancio falso?
e nessuno dica niente, che una regione non abbia il bilancio della sanità, che le partecipate non rientrino nel bilancio di un comune, cioè possiamo permetterci questo? Direi di no. No. Allora questo è il cuore del federalismo fiscale, cioè un imponente processo di razionalizzazione della spesa, fatto coi tempi che occorrono. Chi fa bisogni standard, per esempio, sono passati 2 anni per arrivare alle prime 2 funzioni, ma perché tu per superare la spesa storica non è che puoi improvvisare dall'oggi al domani e fai una formula, no, qui devi andare con un procedimento che è molto complicato, che richiede molto tempo, ma che alla fine ti dà il risultato che si avvicina di più alla realtà, anche se non sarà quello proprio perfetto. Allora, questa è un po' la dinamica, dicevo, il cuore del federalismo fiscale, un'imponente operazione di razionalizzazione della spesa. Per quanto riguarda la parte invece di entrata, la parte fiscale, allora ecco qui Gilberto faceva l'accenno, ma c'è ancora il federalismo fiscale coi tagli? Beh, io qui rispondo dicendo, sono 2 cose molto diverse, cioè i tagli noi li avremmo avuti comunque, perché nascono dall'esigenza del pareggio di bilancio, quindi è un obiettivo politico che ci chiedono i mercati. Lo vediamo oggi come i mercati riescono a colpirti nella misura in cui tu non sei all'altezza dell'aspettativa che c'è. Giusto o sbagliato che sia, probabilmente è anche molto sbagliato secondo me, però di fatto è così, di fatto è così. E quindi tu ne va della tua sopravvivenza non come comune o come regione o come federalismo, ne va della tua sopravvivenza come Stato a quel punto. Quindi le manovre andavano fatte, dovevano essere comunque fatte per arrivare all'obiettivo del pareggio di bilancio. Probabilmente quello che è stato fatto non basta e quindi bisognerà ancora arrivare ancora a chiedere, a tagliare. Ma quelle ci sarebbero state comunque. L'ultima manovra, peraltro, non si può neanche dire che sono state distribuite male. Se noi prendiamo, io per esempio c'è tutta una serie di dati che dimostrano che con l'ultima manovra a chi è stato colpito di più sono i ministeri rispetto agli enti territoriali. Io in effetti mi ricordo la riunione che eravamo lì col ministro Tremonti, dice come tagliamo, con che criteri? Il criterio fu uno di tipo politico. I ministeri di più perché sono meno di regioni, province e comuni, quindi dal punto di vista politico ci conviene tagliare di più sui ministeri. E in effetti l'ultima manovra taglia parecchio sui ministeri. Se voi sentite le forze dell'ordine non hanno i soldi per la benzina, a questo è il livello a cui siamo, invece mancano i soldi per le pantere della polizia, cioè questo è il livello. E quindi il taglio è stato pesante anche sui ministeri. È vero che poi dopo magari i ministeri hanno modi per evitare, sconfinare, cioè evitare i tagli, cioè, però diciamo, mi sembra che sia stata un'operazione equilibrata. È girata quello che diceva Gilberto, per esempio una gran parte dei presidenti di regioni hanno detto il federalismo è morto con la manovra. Perché? Perché se il federalismo erano 4 miliardi che dovevano essere fiscalizzati a favore delle regioni, trasferimenti diretti alle regioni 4 miliardi, quei 4 miliardi che erano ancora i fondi che dovevano essere trasferiti per l'attuazione delle leggi Bassanini, quei 4 miliardi non ci sono più. E allora il ragionamento è, siccome non ci date più risorse, ma perché le siete mangiate coi tagli, il federalismo fiscale è morto. Io dico no. Il federalismo fiscale è un processo di razionalizzazione della spesa che comunque rimane valido, che comunque è necessario, anzi è tanto più necessario quanto più le risorse diventano scarse, perché a fronte di risorse scarse come faccio io a permettermi i bilanci non leggibili? Come faccio io a permettermi la spesa storica? No? Le disfunzioni e gli sprechi che nascono dentro il sistema della spesa storica. Devo correggere un costume anche culturale. Per questo il federalismo fiscale c'è nonostante i tagli, è un processo che va avanti comunque. Processo difficile, perché guardiamo per esempio il federalismo demaniale, ancora non è stato fatto nulla, perché lì hai una straordinaria resistenza degli apparati centrali, nonostante la legge ci sia, tutto sia pronto, però gli apparati centrali, in questo caso il demanio o qualche ministero, c'è una resistenza fortissima. I ministeri non accettano, per esempio, di poter trasferire i beni a regioni, province e comuni che potrebbero valorizzarli molto meglio. Per esempio ancora non è stato firmato, e questo è allucinante, nonostante magari anche tanti richiami che io ho visto fare, non so, da certi ministri durissimi ad altri, non è ancora stato fatto il decreto che trasferisce la proprietà delle spiagge. La proprietà delle spiagge, col federalismo demaniale, dovrebbe diventare delle regioni
E ha un senso questa operazione, perché i canoni demaniali, in questo modo, verrebbero riscossi dalla Regione. La Regione è l'ente, primo, che è più vicino, secondo, che ha la competenza in materia di turismo. È giusto che sia anche l'ente che si prende i canoni demaniali, perché così è unificato in un unico soggetto. In Italia è già così nella regione Friuli Venezia Giulia. Già la regione è proprietaria delle spiagge, per esempio. L'unico punto in Italia dove i canoni demaniali funzionano bene. L'unico punto dove non c'è l'evasione, l'elusione e l'abusivismo che c'è in tantissime altre regioni, invece, soprattutto meridionali. Soprattutto perché tanto la regione non gli interessa, tanti canoni demaniali vanno allo Stato, quindi non ha interesse a controllare, per esempio. E lo Stato non ce la fa a controllare. Per esempio, un chilometro di spiaggia balneabile rende circa 100.000 euro in Veneto, rende 8.000 euro in Calabria. Questi sono i divari che abbiamo, dove dentro hai delle grandissime sacche di, appunto, abusivismo, evasione, eccetera, eccetera. E non si riesce a sistemare. L'unico punto in Italia dove funziona è la regione Friuli Venezia Giulia. Eppure ancora non c'è il decreto, no? Quindi tu ti scontri con la resistenza degli apparati centrali, che è una resistenza fortissima, che rende difficile il processo. L'altra cosa che cambia a federalismo fiscale è, per esempio, è sul fronte, dicevo, poi dell'autonomia. Ecco, allora, veniamo adesso all'autonomia impositiva. Qui, dal punto di vista delle regioni, è stato fatto poco, è stato razionalizzato l'esistente. Uno potrebbe dire c'è ancora poca autonomia, in effetti è abbastanza così, c'è ancora poca autonomia, viene razionalizzata la compartecipazione IVA che si rapporta al gettito effettivamente riscosso nel territorio, non i consumi Istat. Oggi è così, una regione fosse in evasione totale prenderebbe comunque la sua parte di IVA, anche se lì l'IVA non l'ha versata nessuno. E noi abbiamo una evasione che è molto più alta a sud dell'IVA, si parla del 60-70% di evasione a sud sull'IVA. Infatti voi andate in meridione, la fattura è praticamente un marziano, capito? Cioè, non la conosce nessuno, cos'è? Cioè, è rarissimo che ti facciano la fattura. Ma molto molto meno, molto molto meno. Sì, però molto meno, cioè sull'IVA, cioè veramente lì c'è proprio un costume, cioè tu vai al ristorante e non te la fa nessuno la fattura. Cioè non te la fa nessuno, non è e i dati che abbiamo dall'Agenzia delle Entrate, che ha messo in piedi un database che misura anche, inizia a misurare questo, cioè dimostra per esempio che l'evasione IVA è 60-70, quando in Veneto magari è 20, no? Quindi molto forti. Allora, dicevo, viene razionalizzato l'esistente. Lì c'era una novità importante che era stata introdotta nella legge 42, si voleva introdurre, cioè dare una quota dell'IRPEF alle regioni, però qui l'opposizione non l'ha voluta. L'opposizione e qualche ministro della maggioranza del Sud ha fatto barriera contro quest'idea che era una soluzione della riserva d'aliquota tipo alla spagnola, che sarebbe stata la vera novità del meccanismo, però quella non è stata accettata. Quindi il fisco regionale è una razionalizzazione dell'esistente e la valorizzazione di un principio che è il principio chi rompe paga. Questo era stato introdotto nel 2007 dal governo Prodi, un principio molto giusto, cioè dire regione, se tu fai un buco sulla sanità ti aumenti l'addizionale IRPEF, cioè se tu sfori rispetto alla quota che ti è assegnata aumenti l'addizionale IRPEF. Questo viene aumentato, nel senso che si dice che l'addizionale IRPEF può arrivare fino al 3%, capite? Quindi allo 0,9 attuale, massimo 1,4, può arrivare fino al 3%. Questo vuol dire la fine dell'aspettativa del ripiano statale, che vuol dire che il ripiano statale non si fa più, perché se tu puoi portarti l'addizionale fino al 3%, sei riuscito a dire, insieme con la determinazione dei costi standard della sanità, che vengono determinati in un modo un po' più rozzo rispetto a quello dei fabbisogni standard con la società di studi di settore, cioè qui ti individui 3 regioni benchmark, da quelle arrivi praticamente a... Di fatto il meccanismo permette su un risultato, cioè la certificazione dello spreco, cioè il meccanismo permette di dire che se Lazio ha 1,6 miliardi di disavanzo, quello è spreco, cioè non è fabbisogno. E a quel punto, insieme con la responsabilizzazione sull'addizionale, la responsabilizzazione marginale sull'addizionale, tu vai a dire è finita l'epoca dei ripiani statali, questa è chiusa, non ci saranno più.
Sul fronte del fisco comunale, invece, qui è praticamente l'unico decreto che non ha trovato la condivisione dell'opposizione. E devo dire giustamente, perché qui c'era un problema politico, c'era praticamente la questione dell'ICI prima casa, un grande buco, un grande vuoto che si è creato nel momento in cui tu fai il federalismo fiscale, punti sui tributi immobiliari come giusto che sia per il finanziamento dei comuni, se non metti dentro l'ICI prima casa salta il meccanismo del federalismo, cioè il meccanismo del federalismo è vedo, voto, pago, l'abbiamo sintetizzato così. Ma se a pagare non è chi risiede nel comune, ma chi ha la seconda casa, cioè chi non risiede nel comune, capite che il meccanismo di responsabilizzazione è saltato. Perché il sindaco aumenterà le imposte, tanto le paga chi non risiede, quindi esporta praticamente l'imposta. Non la pagano i residenti, quelli che lo votano. Quindi salta il meccanismo. Qui c'era il problema politico, che il centrodestra si dice che abbia vinto le elezioni togliendo l'ICI prima casa e adesso come faceva a rimetterla, no? Quindi noi a un certo punto avevamo tentato di ridirlo, siamo stati massacrati da Libero, dal giornale, cioè c'è stato un linciaggio pesantissimo. E allora questo creava un problema, però insomma quando vai dopo e cominci a fare le simulazioni, a vedere i dati, ti accorgi che i comuni turistici hanno 600 volte il gettito che avrebbero oggi, insomma, mi sembra Rapallo, 600 volte il gettito, e poi dovrebbe darlo tutto con la perequazione, quindi lo fai vedere ma poi glielo riporti via, crea parecchi squilibri. Allora la questione si è riusciti con una battaglia anche all'interno di questa maggioranza, io mi sono speso per questa cosa qui, alla fine si è riusciti a correggere. Adesso vediamo se va avanti, ma c'è un decreto correttivo che introduce una RES, si chiama, che è un'imposta che riduce dell'equivalente l'IMU, quindi l'imposta municipale viene ridotta della misura equivalente a cui viene creata questa RES, che va sul valore catastale, quindi un'imposta che si paga per i servizi indivisibili, quindi polizia locale, eccetera, eccetera, e che ha come base imponibile il valore catastale, quindi va anche sulle prime case, come è giusto che sia, in un meccanismo in cui appunto tu vuoi, però riduci, la pressione fiscale rimane invariata da questo punto di vista, però riequilibri il sistema. Allora, questo è il riequilibrio che avviene a livello comunale, dove avviene anche una forte semplificazione di tutta una serie di fonti di gettito stratificate nel tempo, le imposte sulle pubblicità, eccetera, tutta una serie di meccanismi arrivare, infatti si chiama imposta municipale unica, IMU, cioè l'idea è passare dalle 18 fonti di entrata che c'erano a livello comunale a 6 o 7 fonti di entrata, quindi semplificare. Per quanto poi dopo voi ci avrete Zanardi che viene a parlare, no, del fisco municipale, probabilmente queste cose le dirà, andrà più nel dettaglio, eccetera. Però il meccanismo dovrebbe essere questo, quindi un sistema finanziario di finanziamento che viene razionalizzato. In ogni caso i trasferimenti non ci sono più perché vengono assorbiti da gettiti di compartecipazione di tributi. Trasferimenti. Il meccanismo perequativo diventa un meccanismo perequativo al costo fabbisogno standard. Quindi non ti do più in base alla spesa storica la perequazione, ma la porto al costo fabbisogno standard. Poi rimangono alcuni punti aperti su come farai la perequazione, eccetera, quali tributi, ancora c'è una parte che deve essere definita. Però l'idea di fondo è questa, è un'idea corretta secondo me, cioè io ti do le risorse che servono per il fabbisogno standard, non ti do le risorse, non chiedo al nord di finanziare al sud gli sprechi, non chiederò più questo, chiederò di finanziare quello che è il costo standard del servizio, con la gradualità che è necessaria, ma questo è l'obiettivo. L'altra novità che viene introdotta, sulla quale io mi sono battuto ferocemente, tenendo comportamenti che non ho mai tenuto, tipo a prendere, alzarmi da un tavolo, andarmene della conferenza unificata, perché non volevo sentire quelle ragioni, è quello del fallimento politico, cosiddetto fallimento politico, cioè la responsabilità di ultima istanza, dove c'è stata un'opposizione feroce da parte dei comuni e delle regioni, ma mettere dei meccanismi in cui anche il politico paghi quando fa scempio delle risorse dei cittadini. Tenete conto che il caso che ho citato prima, Comune di Catania, ripianato con 140 milioni di euro, che abbiamo messo noi, perché è stato un trasferimento dello Stato, quindi lo Stato le prende dai soldi delle imposte, quindi anche dall'operaio, 140 milioni di euro per ripianare quel buco di una gestione assolutamente dissennata, mi hanno raccontato episodi allucinanti,
E chi ha fatto quel buco oggi mi sembra che sia parlamentare europeo. Quindi il sindaco che ha fatto il buco oggi è parlamentare europeo. Ecco, queste sono cose che non sono accettabili in un sistema civile, no? In Italia tu fino al 2006 l'imprenditore che falliva perdeva il diritto di voto. Cioè, l'imprenditore fallito aveva l'ordinamento, lo bollava di una tale indegnità morale al punto che avevi perso il diritto di voto. E non potevi fare, questo credo che ancora oggi rimanga, stiamo parlando del 2006, non degli anni 70, nel 2006 perdeva il diritto di voto, oggi è stata un po' ammorbidita, mi sembra che questo del diritto di voto non ci sia più, sicuramente non ha l'elettorato attivo, però c'è non passivo, non può essere eletto, ma non può neanche fare i concorsi pubblici, è interdetto il fallito dai concorsi pubblici. Un politico che manda in dissesto un comune in genere viene premiato, capite? Una poltrona più in alto. Quanti parlamentari stanno oggi alla Camera o al Senato e hanno dissestato dei comuni nella loro carriera politica? No? Allora fallimento politico, cioè con un meccanismo interessante, perché cioè praticamente se la Corte dei Conti rileva che il sindaco, il presidente di provincia ha dolo o colpa grave nel dissesto del comune, dissesto che non è più un dissesto che può o non può non essere dichiarato dal comune, ma c'è la Corte dei Conti e il prefetto che intervengono quando ci sono degli indici di dissesto finanziario, perché da noi il dissesto, piccola parentesi, finché c'erano i mutui che finanziavano l'ente che dichiarava il dissesto, abbiamo avuto un sacco di dichiarazioni di dissesto. Da quando è stata tolta quella norma, per cui non c'è più il finanziamento statale al comune che si dissesta, non ha più dichiarato dissesto nessuno, però ti sei trovato con situazioni tipo quelle di Catania, no? Con conti dissestati ma non dichiarati. Allora si è messo un meccanismo per cui la Corte dei Conti avvia una procedura guidata e poi è il prefetto che dichiara il dissesto del comune. Per esempio Castiglione e Fiorentino è stata avviata adesso, in un paio di comuni in Italia dove è stata avviata questa procedura guidata, che è l'anticamera poi del fallimento politico, perché poi se la Corte dei Conti verifica che il sindaco ha dolo o colpa grave, quindi non deve essere colpa del precedente, tu sei arrivato in una situazione che era già di... No, ci deve essere un'attuale responsabilità tua per dolo o colpa grave, allora a quel punto scatta l'ineleggibilità per 10 anni. Per 10 anni sei ineleggibile a qualsiasi livello dell'ordinamento, da consigliere comunale a parlamentare europeo. No, ecco, una sanzione di ultima istanza. Così come c'è sui presidenti di regione, cioè un presidente di regione che per 2 anni non rispetta il piano di rientro, quindi è una regione commissariata sulla sanità, il presidente della regione commissario della sanità che non rispetta il piano di rientro in modo immotivato per 2 anni, che aumenta al massimo, cioè al 3% per 2 anni l'addizionale IRPEF, allora in questo caso il governo chiede al Presidente della Repubblica di rimuoverlo e quindi si va a nuove elezioni in quelle regioni. Ovviamente il Presidente della Repubblica c'è margine di valutazione. Ecco, di fronte a questa misura c'è stata un'alzata di scudi spaventosa, no? Che è significativa anche del livello di responsabilità che c'è nella nostra classe politica regionale o locale. C'è stata una levata di scudi spaventosa. Dico, certi tavoli io mi sono alzato e me ne sono andato, perché hanno incominciato a fare dei bizantinismi giuridici, dicendo incostituzionale. Ma scusa, un presidente di regione che per 2 anni non rispetta il piano di rientro, aumenta al massimo l'addizionale IRPEF, cioè vuol dire che sta massacrando i cittadini, noi dobbiamo lasciarlo lì? È incostituzionale mandarlo via, è incostituzionale lasciarlo, uno così, non mandarlo, in modo immotivato, c'è scritto immotivato. Cioè se lui avesse dei motivi non ci sarebbe la rimozione, in modo immotivato c'è scritto. E ti senti fare tutti dei ragionamenti, dei bizantinismi giuridici, tutti improvvisati professori di diritto costituzionale per dirti che è incostituzionale. Ho detto, guarda, secondo me è incostituzionale se lo lascio lì, in una Costituzione che è ispirata al principio di responsabilità. No, la nostra Costituzione ha dentro il principio di responsabilità, ma lasciarlo lì è incostituzionale. Eppure levata di scudi, no? Allora, per esempio, secondo me questo è interessante. Pure l'altra novità, nel 2012 le elezioni, ci saranno 1000 comuni che vanno al voto, non mi ricordo quante province, e dovranno mettere sul sito del comune un bilancio certificato con i saldi. Cioè il bilancio deve essere certificato sia dagli organi interni sia da organi interistituzionali, cioè dal tavolo interistituzionale che è presso la conferenza per il coordinamento della finanza pubblica. Quindi prima delle elezioni avrai il bilancio certificato e l'elezione sarà fatta su quei numeri. Alla fine del mandato,
ancora bilancio certificato, quindi un lettore sa il saldo d'inizio e il saldo d'arrivo con certezza. Quindi non avrai più situazioni come quelle che hai avuto Caldoro, o che ci sono state a Milano, 150 milioni di euro di buco e nessuno sa se c'è o non c'è. Capite? Perché i bilanci sono illeggibili oggi, i bilanci dei comuni. Se senti anche qualsiasi assessore regionale, assessore comunale, deve dire, per capire dove stanno i soldi, devi chiamare il segretario comunale, portarti lì e farti spiegare dove stanno nei residui le risorse. Capite? Non è leggibile il bilancio, sembra fatto apposta per... Allora, questo deve essere corretto, no? Corretto e reso trasparente il sistema. Questo, diciamo, io così concludo, questo è il federalismo fiscale. E io ho avuto un atteggiamento strano di fronte a... Cioè, qui mi accorgo che proprio dicevo una riforma non capita, perché se io vado al nord, parlo di federalismo fiscale, il primo impatto è la delusione. Ci aspettavamo chissà che, invece qui non arriva niente. Se vai al sud c'è il terrore. Oddio, arriverà il federalismo fiscale. Capite che è passato un messaggio schizofrenico. E non può essere vero una cosa e vera l'altra. Perché se due si eliminano a vicenda, no? Il federalismo fiscale è un'altra cosa, sono 8 decreti legislativi. 8 decreti legislativi dove ha ragione Gibelli, il lavoro è stato estenuante, perché sono stati cercati tutti, primo, di avere il consenso o il voto non contrario dell'opposizione. E quindi si è dovuto lavorare tantissimo anche in termini di mediazione politica. Però su tutti, tranne uno, capite, c'è stato questo accordo bipartisan e secondo, dicevo, 8 decreti legislativi con un contenuto anche tecnico, normativo, economico, direi anche estremamente complicato. Però secondo me è una riforma strutturale che ha quell'obiettivo, cioè rovesciare la cultura della spesa storica. Questo era l'obiettivo del federalismo fiscale. Secondo me quegli 8 decreti legislativi, la catena degli 8 decreti legislativi porta a questo risultato. Ovviamente nel tempo, con gradualità, probabilmente nell'attuazione ci saranno errori, ci saranno cose da rivedere, cose da sistemare, fasi di sperimentazione che ci diranno che questo non funziona. No? Però secondo me è un processo che porta a una nuova razionalità in un sistema che era tipo ancien regime, che il sistema nostro, quando noi abbiamo cominciato a fare i lavori, abbiamo alzato il coperchio della pentola e si è resi conto appunto delle carenze cognitive spaventose, delle contabilità, eccetera, eccetera, che esistevano nel sistema, degli sprechi che esistevano nel sistema. Allora io credo che l'operazione da questo punto di vista sia riuscita, che chiunque arrivi abbia la responsabilità di portarla avanti, magari di perfezionarla, ma se la buttasse nel cestino farebbe un errore madornale per il bene del Paese, perché appunto sono stati 3 anni di lavoro condiviso e portati a un tentativo di uscire appunto da quel criterio demenziale della spesa storica. E quindi credo che sia un'operazione importante, poco capita, perché sapete i giornali ti vanno sull'immediato, no? Tu fai il decreto sui fabbisogni standard, non lo cura nessuno, finché non avrai i fabbisogni standard. Però i fabbisogni standard ci mettono 2 anni prima di arrivare. Certo, quando verrai pubblicato sul sito del comune, di ogni comune italiano, potrebbe essere a marzo, il fabbisogno standard per 2 funzioni fondamentali, perché è obbligatorio che vengano pubblicate, e tu dici, ma il comune di Treviso spende così e il fabbisogno standard è X. Il comune di Napoli spende così e il fabbisogno... Cioè, chiunque può dire se sta governando bene o si sta governando male, no? Certo, uno potrebbe dire, sì, lui spende più del fabbisogno standard, però i servizi che ci dà sono straordinari, quindi va bene così. No, non è che lo critichi, dici va bene così perché noi abbiamo gli asili, abbiamo le palestre, va bene così, ma se tu non c'hai negli asili, nelle palestre, non c'è niente, c'hai i rifiuti per strada e vedi che la spesa è il doppio del fabbisogno standard, li mandi via. Questa è una cultura che si crea, una cultura della responsabilità civile che viene creata e deve avere degli strumenti, e senza gli strumenti non si può esercitare, anzi si crea un meccanismo contrario. Ecco, questo è un po' diciamo, lo spirito. Sul piano dell'autonomia impositiva probabilmente è una critica che ci è fatta spesso, si poteva fare di più. Si doveva dare più un'imposta locale ai comuni, però ecco, qui io non sono tanto d'accordo in questa fase, probabilmente più avanti, in un sistema che è diventato ordinato, eccetera, ma in questa fase
In un sistema italiano dove hai comuni piccolissimi, cioè il comune più piccolo ha 45 abitanti in Italia, cioè abbiamo un comune con 45 abitanti, non tanti comuni che hanno 200 abitanti. Se io vado a dire a ognuno si fai la tua imposta, io creo una giungla fiscale, capite? Non posso permettermi di dire a ognuno fa la sua imposta qui dentro, perché capite, che io vado a creare la giungla fiscale a quel punto lì. Cioè già il sistema fiscale italiano è caotico, figurati se gli metti dentro un meccanismo di quel tipo lì, no? Quindi a piccoli passi, quando magari il sistema si è razionalizzato, quando noi avremmo ridotto il numero dei comuni, come hanno fatto per esempio in Francia o in Germania, no? E allora probabilmente lì potrai permetterti altre cose che oggi forse è meglio non permetterti. Oppure a livello regionale, maggiore autonomia impositiva alle regioni. Beh, ma io più do autonomia impositiva alle regioni, più apro il problema della perequazione, perché le capacità fiscali sono molto diverse in Italia, no? Ecco, questo è un po' il quadro di fondo, dove l'ultima precisazione che va fatta, che è giusto farla, è che non è che sia attuato quello che era scritto nel programma elettorale, e quello che era scritto nel programma elettorale del centrodestra era il modello Lombardia. Il modello Lombardia prevedeva che rimanessero una grossa quantità dell'IVA sul territorio, l'80%, un pezzo di IRPEF, ci fosse una perequazione delle capacità fiscali del 50%. Quel modello lì era applicabile, fattibile dal punto di vista giuridico in un mese, secondo me, non 3 anni, in un mese lo facevi. Qual era il problema? Che tu alla campagna metti su 3.000 euro pro capite di spesa sanitaria, gliene davi 1.000. Cioè gli toglievi 2/3 della spesa che gli serviva per gli ospedali. Voglio vedere chi avrebbe votato in Parlamento una cosa del genere. Chiunque parlamentare di destra, di sinistra, del sud che votava quello, giustamente si suicidava, la gente giustamente avrebbe mandato a casa. Ma non passava secondo me neanche in Consiglio dei Ministri una cosa del genere. Quindi si è messo da parte quel modello e si è scelto di riprendere una elaborazione che era nata all'interno del governo precedente, un disegno di legge che era stato fatto dal governo precedente, e di lavorare su quello come base, no? E quindi è stata questa anche la traiettoria politica interessante del federalismo fiscale, cioè si è cercato di fare la cosa più simile a quello che avevano impostato gli altri, no? In modo che fosse una riforma bipartisan, proprio perché devi correggere un sistema che per 40 anni era andato da un'altra parte, e quindi hai bisogno di grande consenso per farlo. Ecco, io mi fermerei qui. Bene. Che la quantità di informazioni che abbiamo ricevuto e anche di spunti di discussione sono veramente spaziano da una parte all'altra, e ci sono moltissime domande che immagino sorgono a tutti. Non so se rompere io il ghiaccio con una domanda oppure se c'è già qualche domanda da parte del pubblico. Prego. C'è un microfono che arriva. Tutte queste distorsioni nei bilanci, c'era bisogno del federalismo per metterle alla luce, non dovrebbero già c'è una Corte dei Conti, ci dovrebbero essere delle strutture in uno Stato che funzioni. Ne raccogliamo un po'? Sì, no, facciamo, ma è meglio rispondere. Subito? Sì, è meglio. No, ha ragione, la stessa domanda me la sono posta io, di fronte alla Calabria che non aveva bilancio della sanità, dici, oppure di fronte al bilancio presentato da Catania ti chiedi ma dove erano le istituzioni, no? Però se tu hai delle regole giuridiche per cui tu dici ogni legge regionale può stabilire delle regole contabili, diventa facile anche annacquare le cose, no? Se tu non hai dei principi anche di legislazione che siano adeguati, diventa possibile che succedano certe cose, no? Se tu non dici il dissesto, c'è la procedura guidata, c'è un controllo puntuale della Corte dei Conti con quello che è stato introdotto, magari può arrivare a una situazione tipo quella di Catania, no? E purtroppo erano sia una certa latitanza, in certi casi anche delle istituzioni di controllo. Ma pensiamo i sindaci in un comune li nomina il consiglio comunale, quindi il controllato nomina i controllori, chi sono gli amici dei politici.
Adesso si è cambiato criterio, c'è l'estrazione, cioè vengono estratti dentro, in Inghilterra non è così, cioè vengono nominati veramente dalla Corte dei Conti. No, in Italia era il sindaco che si decide chi è il suo controllore e mette l'amico che chiude gli occhi, no? E quindi trovi situazioni di questo tipo. Poi si potrebbe andare avanti a lungo. Non c'era bisogno del federalismo fiscale. Il federalismo fiscale è stata la razionalizzazione del federalismo che già esisteva. No, noi siamo già, con la riforma del titolo quinto, noi abbiamo decentrato funzioni legislative più del Canada. Capito? Cioè il tasso nostro di decentramento legislativo è maggiore di quello del Canada. Perché grandi reti di trasporto in Canada non hanno decentrato, non abbiamo decentrato. L'ordinamento della comunicazione in Canada non l'hanno, noi l'abbiamo decentrato, ma non abbiamo un Senato federale e avevamo introdotto anche il federalismo contabile. Per cui, e questo è stato il cortocircuito, il federalismo corregge le distorsioni, il federalismo fiscale, del federalismo che esiste nel nostro sistema. Da lì poi sono nate anche idee che sono state riportate anche a livello nazionale. Per esempio è nata l'idea, chiamiamola così, dei fabbisogni standard a livello statale, che si chiama spending review, quella che Gilberto ha diretto quella commissione che poi dopo è stata soppressa, adesso si capisce che invece era necessaria e viene reistituita e dovrebbe arrivare a dare un budget a ogni ministro. Se il ministro lo sfora deve andare in Parlamento a riferire, il Parlamento può votargli la mozione di sfiducia individuale, per esempio, no? Certe cose che sono state elaborate dentro il federalismo poi sono andate anche a correggere lo Stato centrale. Però è una razionalizzazione di un processo di decentramento, di regionalismo molto spinto che è stato fatto, secondo me, senza gli strumenti necessari o con delle gravi superficialità, no? E quindi non ci si è resi conto dei guasti che si andavano a creare. Credo che sia stato compreso da tutti l'enorme sforzo che si sta facendo di preparazione, di armonizzazione, di indagine, eccetera, senza la quale non è neanche possibile pensare, diciamo, a degli interventi poi anche legislativi. Quindi questo credo che sia chiaro a tutti. C'è qualche altra domanda? Prego. Il sistema che è stato descritto è senza dubbio provvido e c'è da augurarsi che venga attuato. Sono misure senz'altro, non vedo come potrebbero non essere condivise, ma sì, ho l'impressione che abbiano poco a che fare col federalismo. Col federalismo avrebbero, capisco che se fosse stato seguito il criterio per ultimo da lei descritto di trattenere una quota delle imposte in regione e lasciare il resto allo Stato, avrebbe prodotto una rivoluzione, perché è chiaro che il Sud si sarebbe trovato con dei trasferimenti ridotti ad un terzo, mettiamo. Ma non era possibile invece risolvere questo problema nella misura possibile, anche con i costi standard il Sud prenderà di meno. Se i costi standard non verranno falsati, il Sud che spreca verrà comunque penalizzato. E allora non era più semplice modificare le percentuali fino ad arrivare ad un importo ragionevole e poi integrare con la perequazione, cioè che lo Stato con quello che si tratteneva in più ne destinasse una parte alla perequazione. Non so se ho reso l'idea. Cioè, quello che mi preoccupa nel sistema che ha descritto lei è la sua estrema complessità, la sua estrema difficoltà anche di compressione, per cui una cosa che difficilmente intuitiva riesce ad essere capita, poi dopo può creare difficoltà di attuazione e contenziosi a non finire. No, quello è vero, però non so quanto era attuabile un criterio diverso. Cioè, se tu hai la base della spesa storica e andagli a dire ti do meno, senza uno studio che calibrasse e decifrasse il fabbisogno, e tu devi andargli a dire semplicemente ti do meno perché sei più povero. Se io faccio il fabbisogno standard, invece gli do dire ti do meno perché stai sprecando e ti dimostro perché stai sprecando. Tu mi puoi contestare il criterio, però fino a un certo punto puoi farlo, no? Perché ti dico, guarda che il comune vicino lì, quello funziona con 10 dipendenti, ha tutte le tue caratteristiche, tu funzioni con 40, c'è qualcosa che non va, no? Ti do una gradualità e però devi correggere.
Se io invece uso la capacità fiscale come criterio, è di fatto da dirgli ti do meno perché sei più povero. E questo è meno accettabile dal sistema, no? Un conto che ho un criterio che dice no, io ti do quello che è la solidarietà implica, cioè che tu abbia le risorse per svolgere quei servizi. Però, non so, i costi standard, per esempio sulla sanità, a ogni regione prenderà almeno quello che prende la Lombardia, pro capite. No, almeno quel meccanismo che c'è prevede che almeno prendi quello che prende la Lombardia, perché sono 3 regioni, il benchmark, che stanno in equilibrio economico e che danno servizi di qualità. Quindi almeno quello che prende la Lombardia pro capite. Tu non ce la fai, e perché? Non la puoi dirmi, perché io ho un deficit strutturale, ho una base di partenza che era peggiore, eccetera, eccetera, però insomma sei di fronte al fatto che la Lombardia con quelle risorse, eccetera, ci riesce, no? Allora magari consideriamo anche qualche altro elemento, però c'è una... Invece la capacità fiscale è molto più semplice da realizzare, cioè, la capacità fiscale si fa una settimana, mi calcola che decidi dove metti l'asticella, però tu vai a dargli anche €1 in meno col motivo che sei più povero, non perché stai sprecando. Col fabbisogno standard io gli dico perché stai sprecando. Quindi è più, diciamo, accettabile. È chiaro che poi dopo potrai avere ricorsi, è vero. Usando il criterio standard come criterio di integrazione, cioè io pensavo che il criterio standard i criteri standard avrebbero potuto essere utilizzati per integrare, per conguagliare, ma che rimanesse un legame fra il gettito fiscale e l'introito dell'ente locale, per garantire in qualche modo... No, quello no, cioè ovviamente questo non c'è. No, il gettito è un gettito standardizzato. Certo, se un ente locale, per esempio, andiamo per gradi, aumenta la pressione fiscale, quindi è un cioè sull'imposta municipale 0,76 può essere portata fino a 1,06 1006, cioè poi, allora, se uno l'aumenta, quelle risorse non vanno nella perequazione, noi calcoliamo solo lo standard, no? Quindi la perequazione riguarda le capacità fiscali, il gettito fiscale standardizzato, e però ti deve garantire il fabbisogno standard. Se tu fossi poverissimo, mettiamo che non hai gettiti, ma non perché non li recuperi, perché proprio non ce l'hai, perché nessuno ha niente, è giusto che io ti dia il fabbisogno standard con la perequazione. No, quello è il principio di solidarietà che abbiamo in Costituzione. No, quindi secondo me il criterio è molto solidale, molto rispettoso del principio di uguaglianza, molto rispettoso anche delle popolazioni, però lo spreco no. Quindi io ti posso dire ti do meno risorse perché sprechi, ma non ti posso dire ti do meno risorse perché sei più povero, a parità a basi imponibili standard. Se uno invece fa il proprio sforzo fiscale, cioè se Treviso dice oh, io faccio un mio sforzo fiscale, quelle risorse non vanno dentro la perequazione, no? Quelle rimangono lì, io chiedo di più ai miei cittadini rispetto allo standard, quello non va considerato nella perequazione. Quindi questo è il meccanismo, cioè non vedo come si poteva affiancare, cioè o è uno o è l'altro, secondo me, non è... posso dire che è una percentuale, per esempio così fa sul fisco regionale. Se invece di lasciare l'80% dell'IVA sul posto, lei le lasciava solo i 60%, il residuo veniva dato col criterio col criterio dei costi standard in via perequativa. Io l'avrei immaginata così, ecco. Ma noi avevamo detto che il criterio... Non so se ho capito, forse non sono riuscito a capire. C'è questo che riprende poi l'impostazione che era già stata data nel disegno di legge precedente del governo Prodi, cioè perequazione a costi standard vale per i servizi essenziali, cioè sanità, istruzione, assistenza sociale e trasporti. Per le altre funzioni, per esempio turismo, la perequazione è a capacità fiscale, quindi è già così il meccanismo, c'hai una grossa fetta, però stiamo parlando del 90-93%, è a costo standard, quello che non è servizio essenziale viene perequato a capacità fiscale, lì si può mettere l'asticella, no, più in alto più in basso, però stiamo parlando di un 7%, 8% della spesa. Non credo che già qui ci hanno fatto problemi di Costituzione, qualcuno ha detto che questa può essere incostituzionale, se si spingeva ancora più in là
la cosa non so quanto era compatibile con il nostro assetto costituzionale, perché tanti hanno già, Bassanini su questo già 7% ci ha fatto parecchie obiezioni, per esempio, solo su quel 7% che diceva no, tutto deve essere fatto a costo standard. Se qualcuno c'è un'altra domanda? Due domande. Volevo domandarle se secondo lei gli organi di controllo funzionano. Io ho scoperto da non molto, per esempio, l'esistenza dell'Ispettorato per la Funzione Pubblica, che ho più volte attivato, chiedendo anche delle risposte rispetto alle verifiche che ho chiesto. Mi aspettavo una risposta ai sensi della 241/90, ma probabilmente è una richiesta fuori luogo, quella che può fare il cittadino a un organo così ispettivo centrale. E un'altra domanda è questa: l'unione dei piccoli comuni è un obbligo o una facoltà tutt'oggi? Prego. L'ultima breve. Questa mattina mi ha impressionato un cartello che ho visto fuori all'esterno di un'edicola, che praticamente dava 3 dati. Nelle carceri italiane ci sono più di 67.000 detenuti. Solo 150 sono i detenuti per i reati contro la pubblica amministrazione. Non c'è invece nessuno, ed era sottolineato nessuno, per i reati finanziari. No, vabbè, qui le istituzioni di controllo funzionano, alcune sì, altre no, cioè il problema evidentemente dipende, non riesco a rispondere in generale. Per quanto riguarda le unioni dei comuni, queste sono obbligatorie, cioè i comuni adesso sotto 1.000 abitanti devono obbligatoriamente unirsi, ma l'obbligo viene esteso anche ai comuni, adesso proprio nell'ultima manovra, da 3.000 e anche fino a 5.000 abitanti c'è l'obbligo di esercizio associato delle funzioni. E questo secondo me è un fattore importante perché permette la cosiddetta economia di scala, anche se va studiato bene l'unione dei comuni, perché non è che sempre determini la riduzione dei costi, dipende. Per certi uffici, non so, l'ufficio tributi probabilmente messo insieme funziona. Se tu devi mettere insieme le anagrafi diventa un po' più complicato, devi per esempio comprare una struttura dove devi tenere tutti i dati, le cose, cioè devi buttare via quella che c'hai, nella fase iniziale può per esempio creare dei costi maggiori. In ogni caso, evidentemente noi abbiamo il problema dei comuni sottodimensionati, troppi comuni piccoli in Italia, sicuramente c'è. No, l'altra cosa che volevo dire, che prima me l'aveva chiesta mentre parlavamo, ecco, che l'abbiamo detta, è il recupero dell'evasione, cioè molto importante che un altro fattore importante è il coinvolgimento dei comuni nel recupero, nella lotta all'evasione. Questo culturalmente ancora c'è pochissimo. In Italia è stato sviluppato bene in Emilia-Romagna, per esempio questo patto anti-evasione, con dei risultati interessanti, anche ci sono stati dei ritardi poi nei pagamenti da parte del Ministero, delle somme che derivavano dalle segnalazioni qualificate, però il modello dell'Emilia-Romagna è veramente interessante perché praticamente loro, questi comuni che hanno aderito al patto anti-evasione, le risorse le hanno utilizzate facendo dei fondi per le imprese che non licenziano, oppure per le imprese che investono in ricerca in tempi di crisi, no? Quindi il recupero dell'evasione è stato funzionale allo sviluppo economico, oppure alla tutela dei lavoratori, cioè impresa che non licenziano, io l'aiuto con risorse dell'evasione. Oggi prendono i comuni il 100% del maggiore gettito dei tributi statali che concorrono a fare emergere con le segnalazioni qualificate. Qui c'è un problema culturale, perché tante volte ancora e da qui si capisce il difetto ancora che ha creato la spesa storica, la finanza di trasferimento. Tu parli con alcuni sindaci, anche qui nel Veneto, forse anche magari un po' più qui nel Veneto, che ti dicono: ma io sono un sindaco, io
offro servizi, non è che vado a caccia degli evasori, no? E quindi dico no, non ci sto a questo coinvolgimento nel recupero dell'evasione, perché io come sindaco ho un'altra funzione, quella di spendere, non quella di andare a cercarmi gli evasori. E qui capite il difetto culturale, cioè una finanza di trasferimento basata sulla spesa storica, per cui tu non sei responsabile delle tue entrate, non sei responsabile dei tuoi tributi, sei semplicemente quello che deve spendere, no? E trovi la resistenza culturale molto forte rispetto a questo, quando poi l'evasione che tu andresti a scovare non è l'evasione del piccolo artigiano, ma come è successo in Emilia Romagna, una persona con 12 unità immobiliari intestate e non presentava dichiarazione dei redditi, oppure le residenze fittizie all'estero. Un comune potrebbe avere una grande facilità nel controllare se la residenza è all'estero, è fittizia o no, basta che mandi i vigili, fai 2 controlli, vedi che ha preso la residenza all'estero, vedi se sta qui o sta là, no? E in genere è gente che ha redditi altissimi quella. Ma le segnalazioni da questo punto che sono arrivate dai comuni sono state pochissime, 30 o 40 in un anno, vedete? Eppure questo sarebbe un fattore decisivo, no? Di aiuto al contrasto all'evasione fiscale, che non costa niente, tra l'altro quello se neanche è andato al tuo comune, neanche ti vota, ma c'è proprio il problema culturale, per cui dice no, io faccio il sindaco, io spendo, non è che vado a caccia, non concorro al recupero dell'evasione, no? E questo è un problema culturale che c'è. Altra domanda? Volevo fare 2 domande per sfatare delle leggende metropolitane, se possibile, sul federalismo demaniale. La prima è questa: la riduzione dei trasferimenti centrali a fronte del trasferimento dei beni è calcolata sul valore del bene o sul gettito erariale non riscosso? E la seconda domanda, i DPCM di trasferimento, non parliamo di demanio marittimo e idrico che è una questione molto complessa, ma gli altri immobili, terreni, su cui l'Agenzia del Demanio, non so se improvvidamente o per trasparenza, ha fatto già uscire degli elenchi e negli enti locali ci sono grosse attese. Volevo sapere se si sa delle date su quando questi DPCM saranno pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale. Grazie. Vabbè, se lei va sul sito dell'Agenzia del Demanio c'è la white list e la black list, cioè si dice la white list è i beni, lei può vedere su Venezia e vede quali beni possono essere trasferiti. Qui c'è tutto l'elenco proprio, c'è la fotografia, ci sono i dati catastali, eccetera. Trova anche i beni esclusi, dove peraltro sui beni esclusi abbiamo messo una norma per cui se non c'è una motivazione adeguata da parte dello Stato il Comune può fare ricorso, questo non ho ancora capito nessuno, però è così. Per esempio c'è una caserma dismessa e c'è dentro un militare, non puoi dire imprescindibili esigenze delle forze armate, e quello posso fare ricorso al TAR e dire no, va messa nell'elenco dei beni trasferibili. Il problema è che sull'elenco dei beni non c'è stata l'intesa in conferenza unificata, quindi ancora manca l'intesa con regioni, province e comuni, per quello ancora non ci sono i DPCM, perché regioni, province e comuni hanno detto che sono troppo pochi sti beni che sono stati indicati. Peraltro, questo qui è un'altra cosa, è stata l'occasione per avviare un censimento dei beni in proprietà alle pubbliche amministrazioni, perché loro avevano l'obbligo di risponderci entro un certo X tempo e devono dire oggi non esiste il censimento dei beni che hanno le pubbliche amministrazioni, cioè non c'è. È stato fatto per la prima volta in questa occasione dicendo quali beni hai in proprietà e di motivi per cui li tieni. Qui credo che abbiano risposto ancora veramente in pochi, nonostante le lettere di richiamo che sono state fatte, ancora le risposte sono state molto parziali. Per quanto riguarda poi la riduzione cioè se lo Stato mi dà una caserma, a Bassano per esempio viene trasferita la caserma che è nel centro della città. Allora, il valore, quella caserma, non so, che però nella misura in cui la caserma è caserma, il valore è estremamente limitato. Perché chi è che compra la caserma? Cosa ci fa dopo? Il valore nasce quando il comune diventa proprietario e fa la variante urbanistica, perché allora diventa magari un pezzo museo, come vogliono fare a Bassano, e un pezzo strutture che possono essere utilizzate per servizi pubblici, affittate oppure messe sul mercato perché ci fa degli appartamenti. Il valore di cui viene decurtato il comune di Bassano è il valore di bilancio della caserma, che è irrisorio, perché la caserma è più un costo che un valore a bilancio. Quello che le darà valore sarà la variante urbanistica, quando quel terreno diventa
utilizzabile, no? Può essere messo sul mercato. Quindi vieni decurtato del valore che è scritto in bilancio e per esempio c'è il valore scritto di ogni bene che viene trasferito sull'elenco del demanio, oppure mettiamo che questo sia un palazzo in cui la regione è in affitto e viene ceduto alla regione, in proprietà dello Stato, e la regione verrà decurtata dell'affitto che pagava allo Stato, perché lì è un problema di copertura finanziaria, cioè tu dovevi avere, non potevi creare un buco al bilancio, quindi se qui pagavi un affitto tu vieni decurtato dell'importo dell'affitto che pagavi, però diventi proprietario del bene, no? Quindi questa è un po' la dinamica. La confusione si crea proprio, per quanto scritto nel decreto pubblicato in Gazzetta, in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente all'adozione di decreti, eccetera, eccetera. E questo ognuno lo interpreta a suo modo. Era quello, se io sto in affitto, divento proprietario, allora io ti decurto dell'affitto che tu pagavi, però tu diventi proprietario del bene, no? Se un terreno potrebbe anche essere il reddito dominicale o il reddito agrario. Per un terreno potrebbe... No, perché non è un'entrata dello Stato quella. Non è un reddito reale, non è il valore catastale, cioè che reddito c'ha? Lo Stato ha un terreno abbandonato, che reddito c'ha? O c'è un reddito. Qui il problema era di copertura finanziaria, quindi se lo Stato perde un gettito reale, io devo compensare, no? Se no ho creato un buco. Ma se è un terreno e era lasciato allo Stato improduttivo, lo Stato non ha nessun costo, nessun deficit, nessuna perdita, no, nel cederlo al comune. Sì, però la rendita potrebbe essere comunque un addentellato per un reddito ipotetico. No, il reddito ipotetico non conta. Il reddito ipotetico non conta. No, lì era proprio un problema di copertura finanziaria, quindi se è ipotetico non c'è. Quindi la spiegazione è proprio la resistenza del potere centrale a spossessarsi dei beni. Perché appunto questa buona analisi dimostra che non ci sarebbe motivo, insomma, certo. No? Cioè vengono frenati anche i passaggi che riguardano beni che nulla rendono allo Stato, se non potere a chi li gestisce. Si capisce invece. Sì, è chiaro. Cioè, si capisce il meccanismo e quindi si capisce la resistenza che ha. Di resistenza politica. Ma adesso guardi, il nostro relatore deve andare via, quindi cerchiamo di chiudere, anche perché molti sono una domanda andati del via. Presidente. No, la domanda del Presidente la fa dopo. La fa dopo. No, io vi ringrazio, prima di tutto ringrazio l'oratore relatore che ci ha illustrato in maniera chiarissima tutti questi diversi aspetti e ci ha aiutato a capire che sarebbe non auspicabile, ma sommamente auspicabile che questo processo non venisse interrotto. Ecco, che questo, essendo stato condotto in maniera tale da aver avuto la coerenza dei due schieramenti politici e quindi avendo raggiunto dei compromessi accettabili, dovrebbe continuare su questo binario per completare questa fase preparatoria e poi attuare. Poi c'è anche la parte di cui ne abbiamo parlato dei decreti delegati che sono in itinere, immagino che ce ne siano anche degli altri. Ce n'è uno, questo qui ultimo che è correttivo. Ma essendo correttivo è anche quello forse più importante, no? Ecco. E poi sarà la cosa che mi pare che sia anche importante della successiva armonizzazione, quella dei bilanci, armonizzazione dei bilanci, di come si fanno i bilanci, e questo non so se sia stato già inserito. Questo è già stato fatto. Adesso sono usciti proprio l'altro giorno tutti i decreti. Ma le regioni quindi adesso devono fare il bilancio tutti nello stesso modo? Devono, sì. Adesso allora questo già ci tranquillizza che già qualcosa c'è di fondamentale. Nel 2012 c'è, da quest'anno no. Ringrazio anche il professor Muraro che è stato così gentile da prestarsi a nome dell'istituto a coordinare questi 3 seminari e ringrazio voi per l'attenzione. Siamo comunque molto più informati di prima, questo è sicuro. Presidente, permetti. Ricordo che si tratta di una storia in 3 puntate, la prossima puntata è esattamente 16. tra una settimana,
quindi mercoledì ore 18, con il professor Zanardi, che è ordinario a Bologna e insegna anche alla Bocconi, e che è un po' uno specialista di finanza locale, tra l'altro un po' l'ispiratore anche di quella imposta sui servizi che l'opposizione proponeva. Visto che non c'è più l'ICI sulla prima casa, almeno mettiamo un'imposta sui servizi a cui sono soggetti tutti i residenti, anche i residenti nella prima casa, quindi era una specie di escamotage. Non è stata accettata come tale l'imposta sui servizi, però ci ricordava il professor Antonini che il decreto correttivo contiene la previsione di una RES, no? In cui abbiamo rifiuti e altri servizi, che insomma è un altro nome per proprio questa soluzione che dovrebbe riuscire un po' a limitare l'entità del buco creato dall'abolizione dell'ICI sulla prima casa. E quindi sentiremo un'altra persona interessante su un approfondimento che riguarda proprio la finanza municipale, che quindi ci tocca proprio intimamente come cittadini del nostro comune. Bene, grazie, allora buonasera.